Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata di Ore 13. Oggi ci occupiamo di salute. La nascita di un bambino è sempre un evento straordinario nella vita di una donna, di una coppia. Ogni storia di gravidanza e di nascita però ha un percorso a sé stante, ha una sua variabilità anche clinica. Compito della sanità è quello di rendere la maternità il più bello e sereno possibile, un percorso bello e sereno. Come? Attraverso i cosiddetti anche percorsi nascita, dei progetti molto importanti di cui parleremo oggi nell'ora che trascorreremo insieme. E lo faremo in compagnia della mia ospite che vi presento subito. In studio con me c'è la dottoressa Maria Grazia Salmeri, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Montebelluna. Ben trovata, buongiorno a lei, dottoressa. grazie, buongiorno a tutti i telespettatori. Ricordiamo che siamo in diretta e dunque aspettiamo le vostre domande al numero 0422 16 26 798. Allora dottoressa, io vorrei subito che lei ci raccontasse un po' che cosa fa il reparto di cui lei è direttrice. Allora, io sono ritornata per la verità a Montebelluna dal 1° gennaio del 2019 come dirigente di unità complessa, cioè la vecchia figura del primario. E è un reparto che si occupa di ostetricia, quindi le mamme che vengono a partorire, che si occupa del tutto il monitoraggio delle gravidanze, dal concepimento appunto al parto, del puerperio, quindi seguire le mamme dopo il parto anche nel sostegno all'allattamento al seno, poi una parte ginecologica per la risoluzione di tutte quelle patologie che possono riguardare tutte le fasi della vita di una donna, con anche la parte chirurgica ovviamente, che è prevalentemente sviluppata nella parte laparoscopica. Ecco, poi avremo modo di parlarne nel dettaglio. Io so che lei è una montebellunese doc. Com'è stato ritornare a prestare servizio nella struttura ospedaliera della sua città? È stato bello. Io a Montebelluna sono presente in ospedale dal 1990 e prima durante la specializzazione a Padova andavo a frequentare, poi ho frequentato altri 3 anni e mezzo, poi finalmente sono stata assunta e sono rimasta a Montebelluna fino al settembre del 2015 come aiuto, diciamo, e quindi ho fatto a tempo a far partorire o poter aiutare compagne di scuola oppure persone che per esempio avevo incontrato a livello di gruppi della parrocchia, cose così, ed era sempre un momento molto emozionante. Poi sono stata 3 anni a Treviso, a Cafoncello, con il dottor Busato e col 1° gennaio sono ritornata a Montebelluna. È stato bellissimo rivedere le persone con cui avevo lavorato 20 anni, che mi avevano anche insegnato tanto, perché in 20 anni si fa veramente a tempo a imparare da tutti tantissime cose, quindi è stato molto emozionante. Quanti nuovi nati sono passati dalle sue mani? Sono vecchia, quindi abbastanza. Diciamo una media nascevano a Montebelluna finché sono stata una media di 1300 bambini l'anno. Adesso c'è una lieve flessione che è comunque una flessione generalizzata, siamo intorno ai 1000 nati, quindi penso di averne fatti nascere qualche migliaio ormai. Senta, abbiamo detto insomma poco fa che la nascita di un bambino è un evento straordinario, lieto nella vita di una donna e proprio di una coppia, no? Infatti il titolo della puntata di oggi è Verso la nascita, un percorso da fare insieme, perché è veramente un percorso che si fa in 2. Però come dicevamo ogni storia di gravidanza è a sé stante, quindi ogni percorso è diverso dall'altro. Assolutamente, anche la stessa donna può vivere in maniera completamente diversa 2 gravidanze. Ed è importante che questo percorso venga vissuto con l'emozione della prima volta, con tutto il trasporto della prima volta, però deve essere vissuto anche con semplicità, quindi godendo delle gioie che anche l'attesa dà e anche le gioie che il momento della nascita può dare, che è un momento sicuramente estremamente complesso dal punto di vista emotivo, dal punto di vista fisico, dal punto di vista anche del carattere, però viverlo in pienezza e in consapevolezza è la cosa più bella che si possa vedere.
Spesso quello che noi proprio cerchiamo di sviluppare nelle donne durante la gravidanza è proprio prendere il potere, tra virgolette, di condurre tutta questa esperienza in maniera autonoma, in maniera consapevole, perché è la cosa più bella che si possa vedere. E come detto, il compito della sanità è quello di proprio rendere la maternità, questo percorso bello, sereno, pieno, no? Assolutamente. Oggi la medicina riparla della personalizzazione, riparla di rimettere al centro il paziente in tutte le sue sfaccettature, e seguire la donna e la coppia in gravidanza è forse il punto più alto in cui bisogna impegnarci per far portare la persona al centro di questa esperienza, perché la donna deve maturare nei mesi dell'attesa la consapevolezza di potercela fare, la consapevolezza di sapercela fare, ed è una consapevolezza che si matura giorno per giorno anche con il proprio partner, col proprio circuito familiare e anche con le persone, con i professionisti con cui si viene a contatto durante la gravidanza. Quindi ridare, far scoprire alla donna che ha tutte le competenze per poter gestire questa esperienza è la cosa più bella di questo lavoro. Anche perché il modo di vivere la gravidanza, la maternità e poi anche appunto la nascita di un bambino è molto cambiato nel corso dei tempi, no? Assolutamente. Una volta, pensiamo, i nuclei familiari erano dei nuclei allargati dove la donna non era mai da sola a vivere questa esperienza, c'era sempre qualcuno di più esperto di lei che l'aveva già vissuta, che la poteva consigliare, la stessa mamma, la stessa tranquillizzare, nonna, le sorelle. assolutamente, le cognate, e quindi c'era anche un'esperienza diretta magari di vedere come erano stati cresciuti i nipotini o i figli di altri che vivevano nello stesso quartiere, e quindi si arrivava quasi più consci di quello che si doveva vivere. Adesso è un pochino tutto più sterile perché si guarda su internet, si legge, ci si informa in maniera più impersonale, e quindi riscoprire negli operatori questa umanità di accompagnamento è fondamentale, soprattutto anche oggi. perché, come dice lei, adesso ci si documenta tantissimo su internet con i suoi pro e i suoi contro, mentre magari una volta qualche esperienza in più, qualche pannolino si era cambiato, no? Sì, anche assolutamente, assolutamente. nel nipotino. E direi che dal passato abbiamo imparato che forse la figura che può recuperare questo aspetto è proprio la figura dell'ostetrica, che storicamente ha sempre accompagnato la donna in tutte le fasi della sua vita, e adesso da un po' di anni per fortuna abbiamo riscoperto proprio come figura di riferimento della donna durante la gravidanza, proprio per accompagnarla anche dal punto di vista emotivo per tutti i mesi della gravidanza. Ecco, lei mi ha un po' anticipato, perché la figura dell'ostetrica è davvero fondamentale e soprattutto è sempre esistita dalla notte dei tempi. Assolutamente, noi abbiamo dimostrazioni di pitture rupestri o sculture preistoriche in cui già ci sono magari statuette della donna che partorisce con le donne vicino e cose del genere, e quindi anche ai tempi degli Egizi, ai tempi di Ippocrate c'era sempre questa figura femminile che appunto obstare, stava davanti alla donna e la assisteva, voleva dire stare insieme, assistere proprio come etimologia vuol dire stare insieme. Ed è la figura che più di tutte sa stare insieme con la donna, proprio perché è attenta anche non solo alla parte salute tecnica, tra virgolette, ma anche proprio all'aspetto emotivo e umano, e quindi è la figura che dobbiamo proprio riscoprire, e anche le donne devono riscoprire sapendo che c'è, che esiste, che le accompagna ancora, che si è sviluppata, che si è arricchita di tante conoscenze, che però è ancora lì per lei. Un punto di riferimento. Assolutamente. Dunque noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, ma rimanete con noi perché subito dopo torneremo a parlare di questo argomento e anche di questo progetto Percorso Nascita. Tra poco.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Oggi la puntata è dedicata alla salute, in particolare a un tema veramente molto, molto bello, perché parliamo della nascita dei bambini, la nascita dei bambini, appunto un evento straordinario, come abbiamo detto, nella vita di una donna. Insieme alla dottoressa Salmeri stiamo un po' raccontando, insomma, quello che avviene all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Montebelluna. Si sente spesso parlare di umanizzazione delle cure, di umanizzazione, no? Questo termine che ricorre, e umanizzazione della gravidanza che cosa significa invece? L'umanizzazione della gravidanza è mettere al centro la donna, ma ascoltando i suoi bisogni. Non bisogna mai dare per scontato di sapere noi quello di cui la donna ha bisogno. Dobbiamo imparare a tacere e ad ascoltare, ovviamente verbale e non verbale, quello che una donna ti trasmette quando la incontri. Per questo c'è bisogno di tempo, perché bisogna stare insieme con la donna, e c'è bisogno di tranquillità. Quindi... Infatti stiamo anche vedendo qualche immagine, ecco, il del nostro reparto. Questo è il reparto del puerperio, cioè dove la donna viene ospitata dopo il parto. Il ricovero è ormai breve. Questa invece è una sala parto, sono tutte sale colorate con dei letti molto convertibili, per cui la donna è libera di assumere le posizioni che desidera sia durante il travaglio che durante il parto. Sullo sfondo si vede per esempio la palla, che è molto utile perché permette alla donna di gestire il travaglio basculando, muovendosi, perché la donna è sempre invitata durante il travaglio a appunto camminare, a muoversi, a cambiare spesso posizioni, perché questo riduce lo stress, la rilassa e fa in modo che anche il bambino percepisca questa mobilità e quindi si incanali in maniera più corretta verso il parto, verso il canale da parto. La palla è una delle tante cose che possiamo utilizzare, poi l'aiuto fondamentale è dato dal partner, devo dire, o comunque dalla persona che la donna decide di portare insieme a lei in sala parto, perché è una presenza di famiglia, è una presenza che le dà serenità, che le dà tranquillità. Tutto quello che riesce a creare all'interno della sala travaglio parto un ambiente familiare e rilassato è un aiuto grandissimo per la donna, perché va a ridurre, qui siamo, bellissima anche questa, è la nostra sala parto per il parto travaglio in acqua, che abbiamo arricchito da poco con questi murales con i delfini, che abbiamo fatto grazie alla collaborazione degli studenti del liceo artistico di Treviso, che sono venuti a fare murales sia nel reparto di pediatria che da noi, appunto, questi bellissimi delfini che incorniciano tutto il muro della sala parto. E dicevamo che tutto quello che riesce a ricreare nella sala parto di familiare, di tranquillo, di rilassato, va a aumentare anche la produzione della donna stessa di ossitocina e quindi facilita la progressione di un travaglio che non ha bisogno di ingerenze esterne, perché procede per tempi tipici, per tempi classici e in maniera del tutto naturale. Riduce quei meccanismi di attenzione che il nostro cervello mette in atto e che vanno a disturbare invece quegli stimoli un po', diciamo così, da animale, tra virgolette, che comunque noi abbiamo e che sono stati controllati dalla nostra ragione. Quindi se noi riusciamo a mettere un pochino da parte e tacere tutte le nostre paure, le nostre ansie, la vergogna, l'imbarazzo, eccetera, e aiutiamo la donna a fare questo, andiamo a incrementare quello che è la sua capacità di poter partorire senza nessun tipo di intervento esterno. Anche perché tutta la gravidanza è vissuta naturalmente come un momento meraviglioso, ma il parto in particolare è davvero, possiamo dire, quasi l'apice, la conclusione, no, di questo percorso. Io la definisco sempre una meravigliosa esperienza sconvolgente, nel senso che
una prova bellissima, di grande forza, e quando si finisce questo tipo di esperienza ci si rende conto quanto brave si è state. A prescindere poi se si è riusciti a partorire in acqua, se si è riusciti o anche se si finisce a fare un cesareo, perché questa è una possibilità che ovviamente c'è sempre, però l'aver vissuto con consapevolezza ogni momento del proprio travaglio ti permette anche di vivere con serenità qualche piccola delusione rispetto a quello che ti eri prefigurato e desiderato per il tuo momento del parto. Anche perché, come dicevamo insomma poco fa fuori onda durante la pubblicità, ogni donna si immagina un percorso di un certo tipo, una gravidanza di un certo tipo, un parto di un certo tipo, però il compito vostro è anche quello di far capire alla donna che ci sono delle eventualità, che insomma tutti i desideri che ci si sono prefissati possano non avverarsi. Sì, è giusto che una donna si immagini il proprio parto in un certo modo, no? Però se si riesce a seguire la donna, appunto, conoscendoci per tutta la gravidanza, si porta la donna a capire che stiamo facendo tutto, tutti quanti, perché si possa realizzare il suo desiderio, che però potrebbe avere qualche piccolo inconveniente. Questo non va vissuto come una sconfitta da parte della donna, perché comunque è matura per poter gestire anche l'imprevisto. Questo ovviamente, se tu non conosci la donna e la accogli solo al momento del parto, o è una donna che non hai condotto durante la gravidanza, è un pochino più difficile. Sicuramente quando la donna viene accolta in reparto all'inizio del suo travaglio, nella nostra unità operativa, viene accolta da un'ostetrica che poi la accompagna, e non è così raro che, anche se l'ostetrica ha finito il turno e la donna sta per partorire, resta insieme alla donna, perché la continuità assistenziale crea un rapporto, un legame veramente emotivo tra la donna e l'operatore, per cui è lo stesso ostetrica che dice: no dai, aspetto che nasca questo bambino insieme a te, ed è molto, molto importante per la donna la prova di questo legame che si è creato durante il travaglio. Durante il travaglio poi si va a cercare, oltre che appunto il silenzio, la penombra, la musica che può scegliere la donna, magari perché ha già una musica sua preferita da casa, se la può portare, la può mettere in travaglio, abbiamo dei dispositivi appunto che possiamo mandarla in sala travaglio mentre si trova lì, possiamo aiutarla pure anche con delle musiche che abbiamo a disposizione nostre, possiamo aiutarla con la cromoterapia, cioè creando delle luminosità di colori diversi in base a come la donna si sente, se ha bisogno di rilassarsi oppure se ha bisogno di essere attivata, l'aromoterapia che può essere utilizzata attraverso il massaggio oppure anche attraverso dei diffusori ambientali. Sono tutti sistemi che aiutano proprio a ridurre lo stress, a ridurre l'ansia, a ridurre la paura. Questo porta a un rilassamento globale della donna e quindi a una maggiore probabilità di gestire in maniera completamente fisiologica il proprio travaglio. Anche perché abbiamo detto, insomma, umanizzazione è proprio questo, non è soltanto l'aspetto medicalizzato della situazione del momento, ma è anche, insomma, come abbiamo detto, l'accoglienza, la riduzione dello stress, insomma il rendere a proprio agio. Esatto, ricreare una stanza di casa. Il nostro scopo è proprio ricreare una stanza di casa con un ambiente familiare in cui la donna possa vivere questa esperienza. Allora noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo di gravidanza, parliamo di maternità, insomma un'esperienza che deve essere il più bella e più serena possibile per una donna, e questo avviene grazie anche ad un progetto molto importante che è il percorso Nascita.
Di che cosa parliamo? Che cos'è l'ambulatorio adesso dedicato? Allora, il percorso nascita è da parecchi anni che è stato applicato e messo in atto nelle nostre ULSS ed era destinato a creare un percorso garantito di controlli ostetrici e ecografici alla donna in gravidanza, quindi la donna che prendeva il primo contatto con la struttura ospedaliera all'inizio della gravidanza le veniva già garantita tutta una serie di controlli ambulatoriali relativi alla gravidanza in cui veniva visitata, venivano prescritti gli esami, veniva valutato il suo stato di salute e anche quello del bimbo e le ecografie standardizzate, quelle del primo trimestre, quella del secondo trimestre finalizzata alla diagnosi delle malformazioni fetali e quella del terzo trimestre finalizzata alla verifica del corretto crescimento del bambino. Poi è stato fatto, diciamo, un ulteriore passo avanti e in questo direi che la Regione Veneto, come spesso in sanità, ha brillato in lungimiranza e si è voluto aggiungere un valore in più a questo percorso e si è ideato, diciamo così, il cosiddetto percorso delle gravidanze a basso rischio ostetrico. Cosa vuol dire? È un percorso dedicato a donne alla prima o a successive gravidanze che non presentano alcun fattore di rischio o nella loro storia personale o della precedente gravidanza, per cui possono avere un monitoraggio della loro gravidanza senza eccessive medicalizzazioni. E è stata individuata come figura ideale per questo tipo di monitoraggio proprio la figura dell'ostetrica di cui parlavamo prima. L'ostetrica gestisce questo tipo di controlli ostetrici che iniziano sempre all'inizio della gravidanza e segue la donna durante tutti i mesi, garantendo ugualmente la diciamo, prescrizione di tutti gli esami necessari sia ematochimici che ecografici e lavora in stretta collaborazione con il ginecologo che è, diciamo, fisicamente nella stanza accanto o all'interno della struttura come un consultorio dove la ostetrica opera e quindi in qualsiasi momento può essere un riferimento per l'ostetrica se dovessero subentrare per esempio dei problemi che l'ostetrica è benissimo in grado di rilevare che non permettono più quindi di proseguire il monitoraggio della gravidanza all'interno del percorso che era stato iniziato a basso rischio. Quindi non è un faccio fare all'ostetrica perché non voglio coinvolgere il medico perché non ho appuntamenti abbastanza numerosi o cose del genere, ma è proprio per dare qualità, perché in questo caso fare un po' meno è fare meglio, perché se non c'è bisogno di fare non serve fare. Spieghiamo bene però, allora una donna si rivolge insomma a questo percorso nascita, a questo ambulatorio, sì. Il primo accesso, la prima visita da chi viene svolta? La prima visita vengono raccolte le notizie relative alla sua storia, che noi chiamiamo anamnesi, dall'ostetrica. Viene fatta la visita dall'ostetrica, poi il medico alla prima visita rivaluta tutto, esegue una supervisione su quanto è stato valutato dall'ostetrica, verifica che la donna effettivamente abbia tutti i criteri per poter essere introdotto all'interno di questo percorso e quindi dà il nulla osta medico al fatto che la donna può affrontare questo tipo di percorso che non ha nulla di meno rispetto a quello certo. seguito di base dal ginecologo, ma è proprio la figura di riferimento e l'atmosfera che è proprio diversa. Parto dal presupposto che non ci sono problemi, se i problemi si presentano li affronterò. Nella gravidanza, diciamo, seguita in maniera un po' più medicalizzata, si parte sempre un pochino prevenuti con la potenzialità che il problema ci possa essere. Ecco, di questo poi ne parliamo. Abbiamo detto insomma che però è un lavoro che viene svolto sempre dall'ostetrica ma in stretta collaborazione con il ginecologo, quindi è un lavoro di equipe, sì. Quindi ritorna un po' al tema della multidisciplinarietà e quindi del mettere insieme le conoscenze, del mettere insieme
insomma, le esperienze anche e di dare il miglior servizio possibile. Assolutamente, è una assistenza a tutto tondo, perché io ho l'umanizzazione dell'assistenza con la massima sicurezza di un'assistenza moderna, perché non viene a mancare nulla di quello che la moderna ostetricia richiede per il monitoraggio di una gravidanza. In più c'è sempre la possibilità di, oltre il ginecologo, poter consultare anche altri specialisti che possono richiedersi in base a quello che emerge dai controlli, che può essere il diabetologo, può essere il nefrologo se c'è una pressione che non è perfetta del sangue, può essere una magari necessità di un'ecografia un po' più approfondita perché sono emersi dei problemi e quindi abbiamo la possibilità di farla accedere all'ecografia di secondo livello. Lo stesso abbiamo la figura magari anche della genetista che può ulteriormente essere consultata per chiarire le idee alla coppia relativamente per esempio alle indagini prenatali delle cromosomopatie, per esempio. Ecco, questo perché non tutte le gravidanze sono considerate a basso rischio, giusto? Allora, più che altro anche perché tutte le informazioni devono comunque essere date alla donna che poi sceglie quello che per lei è più idoneo e per la coppia è più idoneo. Quindi anche nella donna a basso rischio noi diamo comunque un'informazione relativa alla diagnosi prenatale, relativa alle tipologie di ecografie da fare, relativa per esempio anche alla situazione vaccinale, per esempio, che è un problema che è emerso anche nell'ultimo tempo, relativa anche all'igiene alimentare, all'attività fisica, quindi a tutti gli aspetti che possono essere interessanti per mantenersi in salute anche durante la gravidanza. Abbiamo una telefonata da casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Dottor Pavanello, buongiorno, io chiamo da Belluno, complimenti alla trasmissione. Prego. Volevo intervenire con un argomento che lo vedo abbastanza parallelo a questo. Ben venga questa cosa che direi che è molto molto interessante, ma ciò che mi preoccupa nel Veneto sono le strutture. Io, grazie a Dio, ho avuto la possibilità di girare abbastanza il mondo per lavoro e stare via, ma ricordo gli ultimi 10 anni a Milano e adesso qui in Veneto, purtroppo per poco tempo spero, dove le strutture sono un disastro, dove uno va da un ospedale all'altro, penso a San Donà di Piave, che trasmettono una persona, la mandano a Portogruaro, o eventualmente nel Bellunese, che ci sono situazioni ancora peggiori. Cioè queste strutture che poi le persone sono formate per fare questo lavoro, come giustamente si sta sentendo ora, ma le strutture che mancano, le persone che si trovano in luoghi disagiati, che per partorire una donna a volte ti viene un pensiero, immagino Cavallino Treporti, che deve andare o a Venezia o a San Donà, o gente che da Caorle deve andare a Portogruaro, insomma sono dei tour. Abbiamo capito, grazie per la sua telefonata, grazie. Il nostro telespettatore insomma, ha parlato insomma, non solamente dell'argomento di cui parliamo oggi, le strutture però del Veneto, come abbiamo detto, brillano, lo abbiamo detto poco fa, insomma anche in lungimiranza. Ecco perché il percorso nascita, questa sperimentazione è partita proprio nel distretto di Treviso, giusto per fare un esempio, ed è presente nell'ospedale di Montebelluna. Nell'ospedale di Montebelluna ed è un'esperienza che potrebbe proprio aiutare i problemi di cui parlava il nostro telespettatore, nel senso che è diverso il momento in cui io seguo la gravidanza dal momento del parto, sono problematiche diverse, quindi mentre un servizio come quello del monitoraggio delle gravidanze a basso rischio può essere parcellizzato e quindi io lo posso mantenere come avviene nel nostro distretto, per esempio nelle varie sedi ex ospedaliere, quindi abbiamo a livello del vecchio ospedale di Asolo, di Valdobbiadene, eccetera, sono mantenuti i punti di riferimento in cui le donne durante la gravidanza vanno a fare questo tipo di controllo. Diverso è il momento del parto, perché è un momento
bellissimo, ma è potenzialmente sempre rischioso, quindi va fatto in strutture adeguate, sicure e dove ci sia una garanzia anche di numero, perché la practice, cioè l'abilità, viene mantenuta solo se ho un certo numero di casi e seguo un certo numero di parti, eseguo un certo numero di interventi chirurgici, quindi è anche importante la centralizzazione nell'ottica della qualità. Capiamo i disagi di giustamente o le zone montane o le zone litorali o Venezia per esempio, che ha una situazione logistica particolare, però lì veramente si entra in un aspetto di sicurezza. Certo, le eccellenze e le qualità non mancano comunque nel nostro territorio. Ad esempio nel polo ospedaliero di Montebelluna c'è una grandissima vocazione ed esperienza in ambito ostetrico e pediatrico, e lo dicono i numeri, no? Sì, lo dicono i numeri, perché è un punto nascita che già all'inizio degli anni 2000 ha cominciato a guardare a questa nuova ostetricia, e questo grazie alle ostetriche. Quindi si è subito abbattuto il tasso dei tagli cesarei proprio per questa attenzione particolare, e siamo adesso anche intorno al 16%. Abbiamo una percentuale di induzioni al parto medicalizzate abbastanza accettabile, anche se il miglioramento continuo è sempre un buon auspicio. E abbiamo un ottimo outcome dei neonati, cioè i nostri neonati stanno di media bene, quindi vuol dire, questo è per noi la più grande evidenza della qualità del lavoro che viene svolto. Ricapitolando, basso tasso di tagli cesarei, basso tasso di induzione al parto e buoni risultati neonatali, quindi i bambini che nascono stanno bene. Stanno in media bene, sì, sì. Grazie anche a un'equipe di pediatri con cui siamo molto affiatati e con cui lavoriamo veramente bene insieme, e che ci permettono anche di fare alcune iniziative, di avere alcune iniziative estremamente positive, come lo skin to skin per esempio, che sarebbe auspicabile perché lo richiede l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Spieghiamo bene di che cosa si tratta, perché è un termine inglese, però che si traduce in italiano con pelle a pelle. Vuol dire che appena il bimbo nasce dal parto vaginale viene appoggiato, viene asciugato ovviamente per evitare che si raffreddi, e viene appoggiato al ventre della mamma, che lo scalda, quindi coperto con dei lenzolini che scaldiamo apposta, e viene tenuto lì anche un paio di ore. Questo permette al bambino di essere accolto di nuovo, quindi lui non si ritrova in un ambiente che conosce, sente battere ancora il cuore che ha sentito battere per 9 mesi, e riconosce l'odore della mamma, riconosce la voce della mamma e del papà ovviamente, che è vicino alla mamma, e spontaneamente ricerca il seno, e quasi sempre nell'arco della mezz'ora, un'ora riesce ad attaccarsi al seno, e questo è un grande stimolo per l'innamoramento, noi lo chiamiamo, della mamma e del rapporto mamma-bambino, e anche uno stimolo per poi l'allattamento al seno, che è fondamentale. Fondamentale insomma questa iniziativa, no, dell'avvicinamento del bambino alla pelle della mamma, ma fondamentale anche per la mamma, immagino. È fondamentale per la mamma, perché permette di diciamo, rendersi conto che ce l'ha fatta, e rendersi conto di quanto questa persona adesso ha bisogno di lei, e si crea proprio, si innamorano. In quel momento mamma e bambino si guardano e si innamorano, e l'innamoramento ha tutta una serie di conseguenze positive nella salute della mamma e del bambino, perché il bambino è un bambino che è accettato così, è un bambino meno stressato, è un bambino che si adatta meglio alla vita extrauterina, ha un miglior controllo della glicemia per esempio, viene colonizzato dai batteri buoni della pelle e del cavo orale. La mamma di contro riceve uno stimolo fortissimo per l'allattamento al seno, perché
questo momento aiuta la partenza della produzione dell'ossitocina, che è importantissima anche per l'allattamento. Allattamento al seno, che è fondamentale. Fondamentale, è l'alimento migliore che un bambino possa richiedere, assolutamente. Noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, tra poco. A 3. Ben ritrovati in diretta a ore 13, parliamo di gravidanza, parliamo di maternità, insieme alla dottoressa Maria Grazia Salmeri. Abbiamo visto poco fa anche qualche immagine del reparto, no? Dell'ospedale di Montebelluna, e abbiamo visto anche una stanza per il parto e il travaglio in acqua. Sono molte le donne che ve lo richiedono? Sono abbastanza, sì, è una metodica bellissima che aiuta a ricreare contenimento, quindi la donna si sente racchiusa in un mondo protetto praticamente quando viene immersa nell'acqua. È una vasca molto accogliente e comoda, perché si possono assumere posizioni molto diverse. E il partner ha la possibilità di stare comunque vicino alla donna a fianco della vasca, e l'acqua ha un grande potere rilassante, ha un potere anche di regolamentazione nei confronti della circolazione, e aiuta il rilassamento muscolare, quindi riduce i tempi della dilatazione del collo dell'utero, riduce il numero delle lacerazioni perineali all'espulsione, e può essere proposto a qualsiasi donna che desideri il parto in acqua. Il parto in acqua non va bene per tutte, perché ci sono donne che in acqua non si sentono a loro agio, però chi lo chiede è giusto che possa vivere questa esperienza anche solo per il travaglio. Poi se desidera restare in acqua per il parto, ben venga, è possibile l'assistenza. È bellissimo perché la nascita del bimbo avviene praticamente senza quasi nessun tipo di intervento da parte dell'ostetrica. Il bambino esce e per un riflesso che lui ha innato non respira, perché lui è ancora attaccato al cordone ombelicale, quindi respira ancora come in utero attraverso la placenta, e nuota. E piano piano si trova nel suo ambiente, lui passa dall'acqua all'acqua, quindi è un bambino che nasce molto rilassato, molto tranquillo, poi viene estratto dalla mamma stessa e posto sul torace, e a quel punto si rende conto che è nato e quindi comincia a respirare, però è un bambino che è proprio molto rilassato, molto tranquillo, e i nostri pediatri appunto ci hanno accompagnato in questa esperienza negli anni, leggendo il benessere del bambino. Anche se non strilla, è un bambino che comunque sta bene, proprio perché è nato in maniera molto, molto dolce. Chi non può o non desidera l'immersione in vasca comunque può sfruttare i benefici dell'acqua anche attraverso la doccia, con dei getti, l'idromassaggio. Tutti i nostri travagli sono dotati di doccia, e quindi anche la presenza dell'acqua solo come spruzzo esterno nei punti che la donna percepisce come più dolorosi, perché sono probabilmente quelli più contratti, può aiutare comunque i tempi del travaglio. Abbiamo parlato di gravidanza a basso rischio, no? Però durante il periodo della gravidanza possono esserci, insomma, degli intoppi, chiamiamoli così, no? Sì. Quindi si parla di gravidanza ad alto rischio. Ad alto rischio, può essere che già una gravidanza parta con l'etichetta ad alto rischio, perché magari la paziente o la donna ha già avuto precedenti problemi nella gravidanze precedenti oppure nella sua vita, e sono magari patologie che possono o complicare la gravidanza oppure essere loro complicate
derivante dalla gravidanza. In questo caso ci sono dei percorsi dedicati, anche nel nostro ospedale abbiamo un ambulatorio dedicato dove seguiamo mensilmente o quindicinalmente queste donne e hanno la possibilità di accedere direttamente e il posto praticamente è assicurato, nel senso che esce con l'appuntamento già per il controllo successivo e abbiamo la possibilità anche di poter avere il parere e gli esami ecografici del dottor Mazzocco che aiutano ulteriormente il nostro lavoro per il monitoraggio delle gravidanze a rischio, perché è un ecografista di secondo livello, quindi che va a controllare anche dei parametri ulteriori del flusso magari della placenta o del flusso ematico del feto. La possibilità poi di queste donne, comunque compatibilmente con l'andamento del problema, è di arrivare il più vicino possibile al termine di gravidanza e avere il miglior parto possibile anche loro compatibilmente con lo stato di gravidanza. Siamo poi in costante contatto con il nostro centro di riferimento di Treviso, a cui riferiamo casi particolarissimi che richiedono un centro di terzo livello, soprattutto se c'è un problema di prematurità, cioè se c'è l'impossibilità di giungere a termine della gravidanza, il bambino nasce pretermine, al di sotto di certe settimane si preferisce trasferire la mamma gravida nel centro di riferimento, che per noi appunto è il Cafoncello di Treviso, e far avvenire il parto in quella sede in maniera che comunque mamma e bambino possano stare il più insieme possibile. Senta dottoressa, abbiamo parlato tanto di donne, di mamme, però come ha detto è un percorso che si fa insieme. In tutto questo in che modo si inserisce la figura del partner e quindi del neopapà? Nella maniera più completa possibile, la presenza del partner è assolutamente gradita durante tutti i controlli della gravidanza, durante le ecografie. Durante le ecografie spesso vengono coinvolti anche i fratellini e le sorelline che possono magari assistere a una parte magari dell'esame se non a tutto, e durante soprattutto l'ultimo periodo della gravidanza o per esempio durante le visite che periodicamente organizziamo per le coppie che desiderano partorire nel nostro punto nascita, la presenza del papà è assolutamente richiesta. E il ruolo in travaglio è prioritario perché è la persona su cui la donna appoggia tutti i suoi bisogni ed è una posizione, io dico sempre alle riunioni che facciamo con le coppie che vengono a trovarci, è una posizione difficile perché non si può fare niente, si deve stare là a guardare ed è veramente, poverini, certe volte duro resistere anche tante ore, magari durante la notte. Però devo dire che la maggior parte sono di supporto molto fattivo e molto concreto per le loro donne e anche per noi certe volte. Certo, un ruolo fondamentale. Dopo loro sono chiamati anche per esempio al taglio del cordone, costantemente chiediamo se desiderano essere loro a tagliare il cordone, che nella nostra unità operativa è sempre un taglio tardivo, aspettiamo sempre che il cordone abbia cessato di battere. E poi sono coinvolti anche nel momento del pelle a pelle, come abbiamo detto prima, e qualche volta anche un pelle a pelle col papà se la mamma in quel momento non è disponibile per poterlo fare, e coinvolto sempre nella gestione del neonato, viene addestrato dal personale del nido al bagnetto, al cambio, quindi è una presenza che può accedere al reparto a qualsiasi ora. E devo dire che escono alla dimissione che sono molto preparati. Quindi un valido aiuto anche per quando si torna a casa. A proposito di tornare a casa, il sostegno assistenziale e umano non cessa quando la donna viene dimessa, no? Perché anche dopo l'uscita dalle strutture sanitarie la donna comunque viene seguita e c'è un'assistenza anche per il dopo. Assolutamente sì, c'è una rete collaborativa tra l'ospedale e il territorio rappresentato dal personale ostetrico dei consultori che nelle donne che hanno partorito per la prima volta o in casi segnalati
fanno delle visite domiciliari di accompagnamento alle nuove mamme, in cui vanno a sostenerle nell'allattamento, possono controllare eventualmente l'utero, come si sta rimpicciolendo, possono controllare le perdite, i punti, quello che la donna richiede come bisogno. E sono delle figure molto importanti, perché la donna sa che può contare su di loro con una telefonata, con una parola o richiedendo di ripassare a vederle. E poi nell'ultimo anno e mezzo, 2, abbiamo istituito all'interno del nostro reparto, in collaborazione con il reparto di pediatria, un ambulatorio dell'allattamento, del sostegno all'allattamento, gestito sia da personale della pediatria che personale ostetrico che infermieristico del puerperio, in cui la donna sa di poter accedere in maniera diretta per poter chiedere informazioni o far controllare come procede l'allattamento, come procede la crescita del bambino, tecniche di allattamento alternative, ed è molto bello, funziona molto. Le donne hanno risposto molto bene a questo ambulatorio e si sentono molto, molto serene. Anche perché è un sostegno, è un momento di confronto, si possono chiedere dei consigli, insomma, per le donne penso sia fondamentale, no? Proprio perché poco fa dicevamo è cambiato il modo di vivere la maternità, magari non si ha la possibilità di avere a disposizione la mamma, la nonna, la sorella, chi insomma ha già effettuato quel percorso e può dare qualche indicazione. Certo. È una valida alternativa. Siamo in chiusura e ringrazio davvero la dottoressa Maria Grazia Salmeri, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Montebelluna. Grazie di essere stata con noi a Ore 13 e grazie anche a voi telespettatori di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.